delle agenzie delle entrate ai dirigenti una diffida e una messa in mora formale che praticamente fa presente ai funzionari dipendenti di quello che noi identifichiamo come il braccio della morte dello Stato italiano, che si trovano in una situazione simile a una fine guerra. In questi momenti non può più valere la giustificazione che si sta eseguendo degli ordini, che si stanno eseguendo degli ordini, ma bisogna essere consapevoli che si sta andando verso un cambiamento, verso una nuova realtà, verso la piena indipendenza della Repubblica Veneta, e quindi chi esegue ordini per conto dello Stato italiano deve sapere che un domani potrebbe anche essere chiamato a rispondere di atti che sono contrari ai diritti dell'uomo, perché quello che sta avvenendo oggi è proprio questo, è assolutamente una repressione, una oppressione che non trova paragoni e non trova giustificazioni, e avviene con una brutalità che non trova confronti in nessun Stato del mondo occidentale e verso la quale bisogna porre la parola fine. Il frutto delle risorse del lavoro dei veneti non può più essere usato per alimentare un calderone che non serve più a nulla, che è fallito, per alimentare uno Stato italiano che non sta più in piedi e che è giusto che trovi fine alla propria infausta esistenza, alla propria infausta storia, e alla quale noi daremo fine.